Non c'è provincia non colpita anche parzialmente dalle forti perturbazioni transitate sul Veneto fin dalla serata di lunedì. Un sedicenne è in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un ramo a Zimella, in un veronese dove si contano 7 ricoveri di persone ferite e 27 soccorsi del SUEM 118 dopo una forte grandinata. Grandine che, ha spiegato in un sunto il presidente regionale Luca Zaia, ha distrutto tetti, automobili, impianti industriali e artigiani e in campagna ha azzerato coltivazioni, vigneti, frutteti e serre. Sono ore difficili per chi si sposta in treno, con interruzioni delle linee ferroviarie nella serata che si sono trasformate in pesanti ritardi sul traffico nella giornata di martedì. Pesanti danni anche alle reti elettriche, con 2000 utenze rimaste senza luce ed energia nel solo Trevigiano. 3 ondate temporalesche fra le 23 di lunedì sera e le 9 e le 11 di martedì ha messo a dura prova il nuovo centro operativo di e-distribuzione a Mestre. C'è un uomo disperso in mare a Bibione che sarebbe stato inghiottito dal mare al Lido del Sole dopo l'allarme lanciato da un addetto al salvataggio che lo aveva notato mentre cercava di raggiungere un gonfiabile. Nessuna denuncia è nel frattempo arrivata però alle forze dell'ordine per persone non rientrate nel corso della notte. Nella provincia di Treviso, colpita particolarmente l'area pedemontana, da Grappa fino a Gaierina ai confini col Friuli, notevoli i danni ai vigneti nelle colline del Prosecco. A Padova nella notte chicchi di grandine grossi come mele sono piombati a terra sul mercato agroalimentare di Corso Stati Uniti, alberi caduti su cavi elettrici in tutto Bellunese e grande attenzione anche ai rovesci in Polesine, con vigili del fuoco e protezione civile in continuazione.